他顶点，嗯，저지 남다, 시야도 니시부터 저열라, 니 타면대 저열을 재선 대패배다, 주주 남아 쏘다, 주주 남아 랭게다, Questo è l'ultimo giorno degli insegnamenti sulla vita di Atisha, quindi vorrei dare il benvenuto a voi tutti, benvenuti ai monaci, ai lama, ai tempo, a tutte le persone che vengono da tutto il mondo e mi auguro che voi stiate bene. 다 가상 가상 슈데 가상 슈나 신세 아니 저지 Riprendiamo da ieri. 대패배제래야를 탈락해야 저지래야 응아르 아니 대패배제래 몽소마사게 상계 제스토 다드네 랑 다음에 그 상계 대패배 슈이다 다드네 Allora, siamo al punto in cui c'è la narrazione della storia di come il Dharma è arrivato in Tibet, e di come l'Andharma abbia distrutto gli insegnamenti. Quindi è stato presentato questo da Tisha. La Tisha era in lacrime quando ha udito questo. 조호제를 가르쳐 버렸잖아. 다기 유리야 최 삽사모다 삽사고 수수발레게 안에 레 윤제게 최 나로 지시제 쇼아토이 Quindi invece di insegnare insegnamenti 야베 조호제 più 딘도니에 complessi, più elevati, 최 allora è stato 삽사모다 chiesto da Tisha di dare insegnamenti sulla legge di causa ed effetto, sugli insegnamenti di base, per evitare fraintendimenti, 안에 레 윤제는 이세 때모 타바이나 대초하게 버렸어. e quindi dare insegnamenti sulla legge di causa ed effetto. 렌저 봐. 다기 셰타나 버렸어. 되네 콘다 기타바의 CSV 인도산에 다지 저기 되게 경고 말을 삼아서 집에 요새 강조 사무실 집에 타 아니 이다게 율리 아니 이다게 이 속다데 신지시에게 다 수레 Allora 고 있는 거 c'è una storia di uno di questi maestri indiani che ha praticato il Tantra e ha avuto una visione face to face, volto a volto con la divinità di Yamantaka. A causa di questo aveva sviluppato come dire, una condotta scorretta, cioè aveva sviluppato l'orgoglio, e a causa dell'orgoglio aveva sviluppato una condotta scorretta, tanto che ha iniziato a usare le proprietà del Sangha per i fatti propri, e quando ha lasciato il corpo si è rincarnato come un essere affamato che però a causa delle sue qualità meditative aveva preso la forma di Yamantaka. Quindi questa è una storia per dire quanto importante sia la condotta etica e di come funziona la legge di causa ed effetto. 조지 벨이야 로지 속에 신지시 말에 제산의 최강 대표베이네라 다데 휴식 체제 휴식 지만나 다는 신기에 사준 신지야 안에다 세르만 못 휴식 안에 벽 로바야 안에 상계게 잡아야 돼 로버토도 기사고 안에 계획시행이 지게게 마체가 인도산의 지게 Quindi questo è stato riportato, il traduttore. 모두 주주체야 안데 뭐였어 안에 되게 대표적인 지게 뭐 되는 체제 E quindi la situazione era quella. 동수수에게 최례 동수체제 최례 Allora, purtroppo a causa della devozione e anche 대저위겠다 최례 come dire, della generosità del popolo tibetano, molti falsi maestri, falsi pandita sono arrivati in Tibet non avendo una comprensione chiara del Dharma e anche con una motivazione che non era quella corretta. Poi dipendevano tra di loro, avevano creato confusione. 안에 다 Eh, 어디 상계게 덴베
E quindi a causa di tutto questo ad Atisha sono stati chiesti di dare degli insegnamenti semplici, degli insegnamenti di base, degli insegnamenti sulla legge di causa ed effetto. Gli sono state fatte domande riguardo ai veicoli, due domande riguardo al veicolo comune, poi riguardo agli aspetti della trascendenza, tre dubbi riguardo al Vajrayana, e poi è stato chiesto anche di scrivere dei trattati che in qualche modo riassumessero gli insegnamenti del Buddha in poche parole. A causa di questo, Atisha ha dato degli insegnamenti importantissimi. Gli è stato chiesto di creare una sadhana sulla pratica di Avalokiteshvara come divinità principale del mandala. E Atisha ha esaudito tutte queste richieste. Per alcune richieste Atisha diceva che c'è un testo di Nagarjuna che si intitola Nagarjuna Strings of Jewels, cioè una collana di gioielli, e per quanto riguarda quel tipo di insegnamenti non c'è un testo migliore di quello di Nagarjuna. E poi c'è la sadhana di Samantabhadra. Comunque, rispondendo a tutte queste domande e richieste, Atisha, mentre era in Tibet, ha scritto questo testo che si chiama Lamp for the Path of Enlightenment, cioè lampada che illumina il sentiero dell'illuminazione. Questo testo in realtà contiene solamente 67 strofe, 67 versi, come l'Amazon K dice nei suoi testi. Ci sono molti benefici nel testo scritto da Atisha. Primo, innanzitutto, è un riassunto straordinario dei punti principali sia dei sutra che dei tantra, così in modo da esaurire le domande riguardo a questi, sutra e tantra. Poi si focalizza sugli stadi progressivi per domare la mente e quindi è facile da praticare. E poi è ornato da consigli per i due guru che riguardano le due tradizioni principali, la tradizione di Nagarjuna e quella di Asanga. E l'altra cosa straordinaria è che come così Atisha ha dato questi insegnamenti in modo da combinarli, che non ci sia nessun conflitto tra queste due tradizioni, quella della via di mezzo di Nagarjuna e quella di Asanga. Non c'è un commentario su questo testo scritto da Nagarjuna, la lampada del sentiero dell'illuminazione. Queste sono le qualità principali, le quattro qualità di questo testo composto da Atisha. Poi un altro punto importante è quello che è stato chiesto, un commentario riguardo a questo insegnamento di Atisha. Si chiama The Lamp of the Path of Enlightenment, la lampada che illumina il sentiero verso l'illuminazione. Allora a questa domanda ha risposto Drone Tempa e dice sì, certo, sarebbe una buona idea quello di avere un commentario, ma non un commentario che sia fatto di parole, un commentario scritto, un testo, ma un commentario che rappresentato da qualcuno che in un qualche modo incarna le qualità e gli insegnamenti presentati in questo testo. E Atisha ha indicato Drontempa come colui che incarna gli insegnamenti dato nel testo che si chiama La lampada del sentiero dell'illuminazione.
E fra l'altro, se vi ricordate, nei giorni trascorsi Tara gli aveva detto che andando in Tibet avrebbe incontrato un fedele laico e quello sarebbe stato uno dei più grandi benefici della sua visita in Tibet. Come detto nei giorni passati, Don Tompa non era un monaco, era un fedele laico e quando si sono incontrati è stato un incontro veramente speciale, quello fra Atisha e Don Tompa. Si sono incontrati in una stradina stretta immediatamente. Don Tompa, quando ha visto Atisha, si è buttato a terra facendo prostrazioni e Atisha mentalmente ha offerto prostrazioni a Don Tompa e poi ha toccato la sua testa con la testa di Don Tompa in segno di rispetto profondo. Quindi finalmente Atisha è riuscito a capire qual era il senso della profezia di Taraverde quando gli diceva che saresti andato in Tibet per incontrare un praticante laico. 조직 진다지 킴이야 불안 점에 거야 주는 점에 거야 자네 아니 그 조직이 진다지 킴 대신 아니 주선 주 근데 이제 산에 조직 생산이 예를 지시 아니 좀 되면 다 또스 고나나스 조직 마산 폐게 되지 아니 좀 되면这个嘛的，因为新年啥的，这车都结果的，一直这么鼓嘛。All'inizio la storia dice che Don Tompa è arrivato nella zona in cui abitava Atisha verso sera e è andato alla ricerca della casa di uno sponsor di Atisha, ma in un qualche modo non gli sono state date indicazioni riguardo a questo. E per una fortunata coincidenza Atisha era uscito per fare 4 passi e si sono incontrati in questa stradina stretta. E quando si sono incontrati, come descritto prima, Atisha ha finalmente capito il senso della profezia ricevuta da Tara. E, oltre a questo scambio reciproco di prostrazioni, Atisha ha iniziato immediatamente a recitare delle preghiere di buon auspicio in sanscrito in omaggio di questo incontro. E dal momento in cui si incontrarono non furono più separati, erano insieme tutti i giorni, addirittura nella stessa stanza. Dal punto di vista della tradizione monastica, Atisha doveva seguire i voti della scuola, di una scuola particolare di voti e ci sono 2 scuole. Secondo una scuola una persona che ha ricevuto i voti monastici non può stare a dormire nella stessa stanza con una persona laica. Nella scuola invece, una scuola più flessibile, che era quella che seguiva Atisha, era possibile questo purché ci fosse una tenda che separasse i letti dell'uno e i letti dell'altro. E questa scuola si chiama Mahasangika. E quindi da quel momento in poi, dal momento del loro incontro, Atisha e Don Tompa rimasero insieme tutti i giorni. Ora si avvicinava il tempo per Atisha di ritornare in India. Ricordiamoci che il
c'era questo monaco tibetano che si chiamava Nazo, che aveva preso l'impegno di riportare Atisha in India dopo 3 anni. Si stava avvicinando il momento di ritornare in India, tuttavia quello che è accaduto è che scoppiò una guerra in Nepal e quindi la strada del ritorno era bloccata. A questo punto Nazzo era veramente preoccupato perché lui aveva preso un voto, un impegno e Atisha gli ha risposto non preoccuparti perché tu hai fatto del tuo meglio, non è una cosa che dipende da te. Adesso mandiamo una lettera in India dicendo che il programma è leggermente cambiato e tornerò in India, dice Atisha, una volta che la guerra sarà pacificata, la guerra sarà finita. Quindi il piano era quello di ritornare in Tibet e usare al meglio il tempo che era a disposizione e anche di prendere il massimo beneficio del fatto che Atisha, per una sfortunata coincidenza dal punto di vista del Nepal, ma fortunata dal punto di vista della storia del Dharma nel Tibet, era costretto a rimanere lì e quindi l'idea era quella di viaggiare in Tibet, nella parte centrale del Tibet, dando insegnamenti il più possibile, in modo particolare spiegando i vari punti del famoso testo che Atisha ha scritto, che è il sentiero verso l'illuminazione, la lampada del sentiero per l'illuminazione. Don Tempa non aveva il coraggio di chiedere ad Atisha chiaramente in modo esplicito di rimanere in Tibet, ma Atisha in realtà era molto soddisfatto di questo perché quello che ha visto, la devozione, la motivazione che ha visto in Tibet era qualcosa di estremamente raro, di estremamente prezioso, non era così in India. E quindi quello che ha pensato Atisha era quello di viaggiare nella zona centrale del Tibet. Quindi è stata mandata una lettera in India dicendo questo e Don Trumpa, rispondendo al desiderio di Atisha di rimanere in Tibet, ha cominciato a organizzare il viaggio nelle parti più importanti del Tibet, nel viaggio di Atisha nelle parti più importanti del Tibet. Quindi Don Trump ha mandato una lettera ai principali maestri dell'epoca dicendo guardate abbiamo questa grande fortuna, bisogna organizzare il prima possibile l'arrivo di Atisha nel Tibet centrale e quindi aveva nominato, Don Trump aveva scritto i vari nomi dei maestri più importanti includendo Bodhiraja, Lepe Sherab, fra altri, ma purtroppo si è dimenticato un nome, e questo nome che si è dimenticato di scrivere era Kuten. Kuten. E Kuten si era ammaricato di questo e quando arrivò il momento di incontrare questi vari maestri, quando arrivò il momento di incontrare dell'incontro fra Atisha e questi maestri, Kuten disse ma perché tu non mi hai citato in questa lettera? E Don Trump gli disse sì, ti ho citato perché ho messo vari nomi, ho messo eccetera eccetera. E
Kuitön, che era una persona importante, quindi aveva anche un certo orgoglio, disse, beh, allora ti sembra il caso che una persona importante come me possa essere messa nel gruppo di persone che appartiene, definite con il termine eccetera eccetera, e quindi da lì è iniziato un po' diciamo, di accredine fra questi due maestri. A questo punto inizia il viaggio verso la zona centrale. Quando Atisha vide il gruppo a cavallo di questi monaci, delle persone che erano state inviate per accogliere Atisha con questi mantelli, con questi cappelli, stendardi, eccetera. Allora Atisha, alla visione di tutto questo, dice: Caspita, questi sono dei fantasmi tibetani, e quindi si è coperto la testa con i vestiti. E Kuiten, che fa parte del gruppo dei maestri che viaggiavano con Atisha, ha visto questo, ha visto che Atisha era spaventato da questa visione, e quindi il gruppo di persone che sono andate a invitare Atisha velocemente hanno cambiato le loro vesti e si sono messe le vesti monastiche, che sono di color giallo e color bordeaux, in modo da rendere più confortevole l'incontro con Atisha. Ogni monaco arrivò davanti ad Atisha offrendo delle prostrazioni e inchinandosi rispettovamente. Ancora una volta c'è la storia di Kuiten, che si è arrabbiato perché il suo nome non era stato scritto in questa lettera, ma era stato indicato con eccetera eccetera. Tu non hai detto il mio nome? Kuiten era molto arrabbiato riguardo a questo con Döntempa, e quindi da quel momento in poi iniziò questa acredine tra Döntempa, che era il maestro principale che accompagnava Atisha in Tibet, e quest'altro maestro che si chiama Kuiten. Allora c'era la possibilità c'erano 4 possibilità dove Atisha poteva dimorare in Tibet, perché l'idea era quella di trovare un posto gradevole dove potesse avere una base abbastanza stabile. Una di queste possibilità era quella di farlo stare vicino a Samie, il monastero di Samie. Quindi si trovarono insieme per decidere qual era il posto migliore dove far dimorare Atisha. Una di queste possibilità era nella zona di Yalma. La quarta era in Nyetan. Kuiten era il responsabile di questa zona, era una persona molto ricca, e aveva
persona importante, molto ricca, di famiglia reale, e quindi ha offerto questa possibilità a Tisha di stare in questa parte del Tibet che era sotto il suo dominio, e addirittura gli ha detto: guarda, questa è una grande possibilità, lì sicuramente avrai la possibilità di essere condotto, è un bel posto, con un bel clima, e addirittura c'è la possibilità di avere una residenza per l'estate e una residenza per l'inverno. 네, 가다 좀 된베기 마켄 살이야. 쿠드응기 상회가 조지리야. 휴식. 아다 케베 좀 된바 방준저 민주주의. Questo era stato detto da Tisha in segreto, 네, 야고 내가 말해. 초회 da 팀이 Kuiten. 가라고. 가는 시 심전지 소라 심전지 E, questo Kuiten l'ha detto segretamente da Tisha, e un'altra cosa che gli ha detto è: se tu vai negli altri posti non avrai la possibilità di beneficiare così tante persone, se tu vieni nel posto dove sono io, questo posto che si chiama Yarlun, questo invece sarà di beneficio a parecchie persone. Incontrerai molte persone lì, è un posto che ti piacerà sicuramente. Potrò offrire un posto per l'estate, un posto per l'inverno, un posto dove l'estate è fresca, l'inverno è più caldo. E quindi a Tisha, ok, quindi Tisha ha accettato questo invito da parte di Kuiten e quindi è andato a Yarlun. E siccome Kuiten non gli piaceva Don Tompa, allora Atisha ha seguito Kuitenpa, ed è andato a Yarlun. Tampoche era il posto in particolare. Lì ha dato vari insegnamenti, molti testi sono stati tradotti, scusate l'audio non è chiaro, quindi 가로 개체모 총체 ane tingji le da midan tak sang ro le shabu duda chi le xiela ma ra da chi xiela ma ra ba de de gang zu le xiela ma de ba se se ina da ku den ga ju ju ko mi chen bo yin san rang cha le la ko ran yin san de ne jo je le shab ji shu long ko ran yin san ma je le mi chen bo allora quello che si è ane verificato. ting duda chi le xiela ma ra ba de de In realtà Kuiten non si è preso veramente cura di Atisha come aveva promesso di fare. Eh, Avrebbe avuto tutte le risorse per farlo, ma in un qualche modo si è dimenticato, non si è preoccupato. A volte non c'era cibo né per i cavalli né per le persone per svariati giorni. E in un qualche modo Don Tompa aveva sempre a cuore questa cosa, si era veramente preoccupato, aveva capito che Kuito in realtà era troppo orgoglioso per prendersi veramente cura di Atisha così come Atisha meditava. E quindi a un certo punto ha deciso di andare a verificare com'era la situazione, tenendo conto che era una situazione abbastanza particolare, tenendo conto che c'era un po' di acredine fra Don Tompa e Kuiten, quindi è andato così per vedere la situazione, ma c'era già l'idea comunque di portarlo via da lì. Allora Kuiten è andato in cerca del luogo dove si trovava, ma ha incontrato uno studente di Kuiten che non gli ha detto dove si trovava Atisha, e questa è stata un'azione ovviamente poco rispettosa sia nei confronti di Atisha sia nei confronti di Don Tompa. Ma a un certo punto Don Tompa ha incontrato un discepolo di Atisha che viveva lì,
E questo gli ha dato la possibilità di incontrare Atisha, ha dato la possibilità a Drontempa di finalmente di incontrare Atisha in quella regione. Si chiamava Tampoche. Allora a questo punto viene fuori viene fuori la verità è che in realtà Kühten non si è occupato per niente di Atisha, non si occupava neanche di dare da mangiare né a Atisha né alle persone che erano con lui e neanche i cavalli. Sono rimasti per parecchi giorni senza cibo e quindi in modo molto chiaro. Quindi Atisha ha chiesto a Don Tempo di portarlo via immediatamente. Per favore portami via di qui. E Don Tompa gli ha detto non penso che questo sia possibile, Kühten è una persona molto importante, molto potente, e se noi decidiamo di andare via adesso questo non funziona. Quindi Don Tompa ha detto dammi un po' di tempo e troverò il modo per risolvere la situazione. Ma Atisha ha detto no, assolutamente dobbiamo partire subito, portami via di qui. E Kühten gli ha detto ma guarda non è possibile. Atisha ha detto non preoccuparti, andiamo via subito. E quindi felicemente sono partiti. Allora, alcuni degli allievi di Kühten hanno capito che cosa stava succedendo e quindi allarmati si sono precipitati nell'abitazione di Kühten per avvisare di che cosa stava accadendo. Ma per un qualche motivo hanno incontrato degli ostacoli, non riuscivano a trovare la strada era bloccata. Quando arrivano da Kühten, di solito Kühten a quell'ora era fuori per una passeggiata, come da consuetudine, ma quel giorno non c'era, non solo, ma le imposte erano chiuse, la porta era chiusa e a un certo punto hanno urlato guarda che Drontempa è venuto a portare via Atisha. Allora quando Kühten ha sentito questo immediatamente è uscito di casa e ha cercato il suo cavallo per rincorrere Dronten e Atisha. Allora, a questo punto c'è un'altra storia. Essendo una persona molto ricca, Kühten aveva un cavallo particolare, un cavallo velocissimo, che di solito appena chiamato andava subito dal suo padrone, che era Kühten, ma quel giorno non c'era verso di prenderlo, scappava di qua, scappava di là, non c'era nessuna possibilità. Alla fine sono riusciti in un qualche modo con grande fatica a prenderlo. Allora, in breve, perché non abbiamo tanto tempo, arrivano a questo fiume, Drontempa e Atisha arrivano a questo fiume che bisogna attraversare prima di arrivare al monastero di Samie. E le imbarcazioni che ci sono molto piccole, quindi non ci stavano molte cose. Allora Don Trump ha detto ad Atisha per favore lascia che vada io per primo, altrimenti se
Quito arriva mi riempie di botte. Allora, Duntumpa attraversa il fiume, poi la barca ritorna indietro e Atisha comincia la traversata e mentre sta arrivando Kyton, finalmente a cavallo del suo vestiero velocissimo, 텔라 추비 레용 거르스 디나네 다 푸드니 다 타나스나 다 야부슈지 팅엔 렌스 통엔 레용 producendo un sacco di polvere. 다 조지 코란 Kyton era veramente 다데 arrabbiato. 조지 데 팅엔 요르베스 케가 르 땅바 임베 슈네 베게 레용도와 아니 조지게 간수 케게 나르 땅바 Ha detto sei scappato di me senza neanche salutarmi. 조라파 로페스 나 슈도와 이나 Tu che sei un grande erudito, un grande praticante, non hai dimostrato gratitudine per quello che ho fatto e te ne sei andato senza neanche salutarmi. E Atisha gli ha detto non dire questo non è corretto. Ma l'altro aspetto è che il cavallo non è riuscito a fermarsi e quindi alla fine Python è caduto nel fiume, urlando disperatamente, gli ha detto per favore non andare Atisha, in qualche modo troveremo una soluzione. E almeno se non ritorni, dacci qualcosa, un supporto per la nostra devozione, qualcosa che noi possiamo in un qualche modo pregare oppure avere devozione, un supporto per la nostra pratica. Allora Tisha ha preso il suo cappello e ha lanciato il suo cappello in acqua. Dopodiché Atisha è andato a Samie. Allora, la cosa che gli è piaciuta, Samia gli è piaciuto tantissimo, in modo particolare il fatto che c'erano parecchi testi in sanscrito e Atisha ha detto, io ho pensavo di aver letto tutti i tantra, ma i tantra sono vasti come l'oceano e qui ci sono dei testi che non sapevo che ci fossero, testi che sono stati bruciati in India, i monasteri in India sono stati bruciati 3 volte, i monasteri vajrayana sono stati bruciati 3 volte e quindi molte scritture sono andate perse nel fuoco. E ora sono felice di ritrovare questi testi qui e quindi ha chiesto ad alcuni dei suoi collaboratori di copiare questi testi e di mandarli in India e questi testi sono stati mandati in India. Atisha voleva trascorrere più tempo a Samie, ma il re di questa zona, che era anche monaco, si chiamava Bodhiraja, era sia re che monaco e questo ha creato delle gelosie e questo ha impedito quindi ad Atisha di rimanere lì a lungo tempo. E quindi Atisha a questo punto è andato a Lhasa. Anton ha mandato 200 cavalieri come scorta per Atisha verso Nietan e mentre erano lì Newton Lekpe Sherab, uno dei 3 principali discepoli di Atisha, lo ha invitato a Lhasa. Gli sono stati richiesti molti insegnamenti, trasmissioni mentre era a Lhasa. Nel frattempo ha tradotto molti mantra segreti che fanno parte
dei Tantra, includendo alcune, la Sadhana di Tara, in particolare alla richiesta di Nyok Lotsawa è stato tradotto il commentario sull'essenza della via di mezzo, Middle Way Blazing Logic, cioè la logica raggiante della via di mezzo. Poi Atisha è andato a Nyetang, mentre era lì ha tradotto molti testi tantrici con il Nazo Lotsawa, il traduttore Nazo, Atisha a un certo punto ha pensato che le due scuole principali per quanto riguarda la trasmissione dei voti, una scuola che era la Sarvastivada e l'altra scuola era la Mahasangika. E una scuola era più, diciamo, rilassata dal punto di vista dell'uso di alcol e invece la scuola Mahasangika era più stretta. E quindi è quello che Atisha ha pensato è di portare la trasmissione della scuola Mahasangika, quella più ristretta, più disciplinata, diciamo. Atisha voleva anche diffondere il Tantra e le istruzioni più importanti del mantra segreto, ma Dromtempa gli ha chiesto di non fare questo, di non insegnare, di non dare questi insegnamenti a causa dei fraintendimenti che si sono verificati precedentemente. Atisha era, come dire, un po' deluso da questo atteggiamento di Dromtempa. E Atisha sembra che abbia detto, ma allora se la situazione è questa, perché, qual è il senso per me di venire in Tibet? A un certo punto c'è una frase di Milarepa che era essenzialmente contemporaneo di Dromtempa e nella biografia di Gampopa queste sono le parole attribuite a Milarepa riguardo a questa situazione. Dice che un fantasma si è manifestato nel cuore dei tibetani, per cui Atisha non è, diciamo, un ostacolo si è manifestato nel cuore dei tibetani, per cui Atisha non ha potuto insegnare il Tantrayana. Per questo motivo, anche se la tradizione Kadampa aveva insegnamenti del Vajrayana, questi insegnamenti non hanno le istruzioni essenziali. Questa è una critica che si trova nella biografia di Gampopa, sono le parole di Milarepa riguardo a Dromtempa. Atisha era molto felice di rimanere in Tibet, in realtà gli piaceva molto, a questo punto la sua età era di 70 anni e gli ultimi anni della sua vita li ha trascorsi insegnando il Dharma il più possibile. Ogni tanto scriveva, recitava delle canzoni di Dharma che sono poi state tradotte in tibetano. Quando aveva tempo gli piaceva visitare delle zone in montagna dove c'erano fiumi, fiori, i prati del Tibet. In particolare era particolarmente compiaciuto della purezza dell'acqua e ha, come dire, citato le qualità dell'acqua che si trova in Tibet. In Tibet una persona può accumulare meriti attraverso le offerte d'acqua, perché l'acqua è così pura e così incontaminata. E poi diceva il clima in India è così caldo che le sorgenti non sono così fresche come quelle del Tibet. E
A causa di Atisha è cominciata la tradizione che tuttora abbiamo nei nostri monasteri, che è quella di offrire delle ciotole piene d'acqua. Questa tradizione è originata da Atisha. Qua- Orale ya, orang tsukda dede gemo ma tsukda leye sum, sezang Aveva una passione particolare per gli animali, quando vedeva degli animali che soffrivano diceva: ma piccolo, come stai, come ti senti? Gli piacevano in modo particolare i cuccioli degli animali ed era evidente il suo atteggiamento di loving kindness, gentilezza amorevole nei confronti degli animali. tsukda leye sum. A kandala ya choji gongzang dede to sum shingda lojin de, Poi ci sono gli ultimi consigli che si stava avvicinando il momento del paranirvana di Atisha e quindi Atisha come gli è stato chiesto cosa dobbiamo fare una volta che tu non ci sarai più del tuo corpo e allora Atisha ha risposto che la cosa migliore era quello di cremarlo seguendo gli insegnamenti di questo testo che si chiama Sutra del Mahaparanirvana e quindi di seguire le stesse istruzioni che sono state seguite per la cremazione del Buddha. chi so na tada kudungi dungde Allora, a questo punto il corpo di Atisha è stato cremato, changde, mentre il gruppo di Don Tempa e gli altri monaci erano a pranzo, allora Putin è andato a prendere un po' di queste ceneri e se le ha portate via, altrimenti diceva se non vado a prendermele nessun altro Don Tempa sicuramente non me le darà. ashamla ya choji Putin quindi ha preso yin un su po' di da queste, choji un da po' di queste ceneri e l'ha messa in un contenitore di metallo e successivamente ha prodotto delle zazza, delle reliquie che poi sono state disseminate un po' in tutto il Tibet e quindi è grazie alla gentilezza di Kyuton se ora oggi noi abbiamo reliquie di Atisha sparse in tutto il Tibet. ala chinge dine ya ane choji pyo pepe kabla ya me tenpa khande le diga rin dene pyo shugi gyubi tangde rubzhung dele ya zungun ziyang dene shugi E un'altra cosa importante era che qualcuno gli ha chiesto come si poteva essere di beneficio, cosa bisognava fare affinché il Dharma si diffondesse in Tibet e Atisha ha detto che la cosa più importante era una buona comunità monastica fatta di monaci che avessero una condotta etica chedwa kyamdru corretta. tsende le tela dene choji rada Per diventare buddisti dobbiamo avere un rifugio autentico. nyingma mado mande Per questo choji motivo kyamdru tsende le ane aji choji karindo yang kab didi sane choji pere pepe kabla ya chi c'è una preghiera che noi recitiamo ad Atisha mende le me proprio per la diffusione del Dharma. re ndu choji ki tawa thombo khanse imi ne le yundu La tawa visione della thombo khanse vacuità, imi ne le la visione della vacuità era confusa, la visione riguardo la pratica era confusa. tawa thombo imi ne le ya chi kyu chome me ba kyasir me ba same imi ne L'enfasi era quella kyasir ya choji l'enfasi era quella ya che fossero monaci tawa oppure sambo no, di shendu kusara di prestare attenzione alla legge di causa ed effetto. Questo è un altro beneficio della visita di Atisha. nam dar lang luma rubi kabli ya simje Dal thamche punto di vista Mahayana è importante bodhicitta. choji Quando si svegliano al mattino è importante sviluppare la corretta motivazione che è quella di ane pele ya sviluppare la mente di risveglio, bodhicitta. khombe tsambe yorwa ta yorwa le ya samla yudi Questo è uno dei motivi per cui il Tibet tiga nane tambo lugum lugu samla c'erano yudi due insegnamenti, la tradizione della visione profonda della vasta condotta. Atisha ha insegnato, tingyu ge tawa ta chi so entrambe ke thaya de yang zo
Atisha aveva una stima altissima per quanto riguarda Chandra Kirti e era in favore della tradizione dei conseguenzialisti. Ha enfatizzato gli insegnamenti sulle paramita e anche il Precious Continuum di Maitreya, anche questi insegnamenti arrivano da Atisha. Nei rituali dei sutra, il rituale più importante è il rituale del Buddha della medicina. Atisha è importante quindi anche per la diffusione della pratica del Buddha della medicina. Anche per il rituale, la pratica degli arat, anche questo è un merito di Atisha. E questa crea una connessione con la tradizione Kadampa. Molti degli insegnamenti. Scusate, ma non sento l'audio. Niente, non si sente l'audio. 까담비 추규딜래야 즉 미세기 계절을 가려서는 까담비 라마기의 신인들도 꾸스 시불래야 전주 시스템의 인지다 다외 신제다 뉴중 초시에다 로종다 동랭다 다는 신기지 매선 지야다 다는 신지 시long 인중나 써봐. Hai ripreso il collegamento? 마코나 쌈니 즉 최근 인보를 잠라야 아니 배 꾸스 시부 냠세나 최근 인보를 잠라야 Adesso è sparito il canale inglese, un attimo che lo recupero, eccolo qua. Il Karmapa adesso sta parlando delle Shedra. Scusate, ma il suono, la qualità del suono è difficilissimo da tradurre. Ci sono diversi trattati su diversi stadi del sentiero e i testi che hanno permesso a Gampopa di diventare monaco sono testi Kadampa. Gli insegnamenti Kadampa sono stati veramente importanti per il beneficio degli esseri. Per quanto riguarda la visione e la condotta, ancora una volta gli insegnamenti di Atisha sono importanti. E quindi se gli insegnamenti del karma sono quelli più importanti, allora l'importanza è quella della condotta, quindi oltre alla visione vasta è importante una condotta eccellente.
다음에 제 가상만 쉬면 자신 hingi제 요르체제 가다 제가 Ancora una volta insegnamenti, ci sono insegnamenti, 가다면 다음에 신기 얘네 교육이다 사망 gli insegnamenti sui quattro Dharma, ancora una volta, sono stati fondamentali nell'insegnamento di Atisha. 그대 인류산 너나 Un sacco di istruzioni vengono di Atisha in conclusione, quindi Gampopa e i suoi discepoli. 냠새 남이데 디유제는 나는 가자 Quindi in realtà la tradizione Kagyu ha come punto di riferimento la tradizione Kadampa e gli insegnamenti della tradizione Mahamudra. Tsongkhapa in un secondo momento. 아니 상황 상대에 계속 말하는 Ancora una volta ha preso spunto dagli insegnamenti di Atisha. 아다가는 초진이 가다 초진이 나는 계속 말하는 Gli insegnamenti Gelupa vengono dalla tradizione Kadampa. 내 인류산은 딱 가자 쉬운 문제 Quindi è per questo motivo le persone che praticano la tradizione Mahamudra e Kadampa, la tradizione Gelupa, che le persone che praticano la tradizione, che seguono la tradizione Gelupa, la tradizione Kagyu sono molto vicine. C'è un testo breve scritto da Tsongkhapa, se ho capito bene, dal maestro Dappo Kagyu, 밥으로도 주게 되면 지나 e c'è un testo in cui Tsongkhapa diceva che era un maestro Dappo Kagyu. 솔직히 싸게 해서 다음에 Se noi pensiamo alla scuola Sakyapa, per esempio, 가장 문제에서 나는 싸게 배우면 얘는 Atisha ha visitato uno dei monasteri Sakyapa, uno dei patriarchi della tradizione Sakyapa ha studiato con Atisha, e quindi gli insegnamenti di Atisha sono passati attraverso il lignaggio Sakyapa. Quindi gran parte dei maestri attuali hanno avuto un'influenza importantissima da Atisha. Non c'è un insegnamento che non sia pervaso dalla tradizione Kadampa e quindi dagli insegnamenti di Atisha. Quindi in Tibet ci sono gli insegnamenti dei Sutra dei Tantra, anche gli insegnamenti che riguardano la dialettica e la meditazione. Tutti vengono dalla tradizione Kadampa e quindi Atisha ha avuto un'influenza straordinaria nella diffusione del Dharma in Tibet, e quindi siamo molto grati alla gentilezza di Atisha, e abbiamo bisogno di ricordare questo e di apprezzare questo e di essere grati ad Atisha per questo.